ed è Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Oggi parliamo un po' della Piazza dei Signori di Vicenza e vi facciamo fare un breve giro virtuale nel lavoretto che abbiamo fatto. Abbiamo catturato la serliana di Palladio, poi l'abbiamo assemblata con la torre Bissara, che è alta 82 metri, che è questa, di recente restauro, e poi abbiamo cercato di riprodurre un po' l'ambiente esterno, ovvero gli edifici che stanno attorno. Ora stiamo ruotando l'edificio cosiddetto Basilica Palladiana del secolo XV, la parte che sta all'interno dell'involucro palladiano, che sono questa coronatura, questa serliana, appunto, una serie di archi con colonna e altra colonna. Allora, stiamo girando un po' intorno per arrivare a dire che appunto nel 1400 l'opera palladiana ovviamente non c'era, perché Palladio nasce nel 1509 e lascerà incompiuta la basilica, ovvero questa opera di incernieramento dell'edificio precedente costruito ad opera e ad uso, a cura del, secondo alcuni, secondo lo storico dell'arte di Vicenza Franco Barbieri, costruito da Domenico da Venezia. La parte che vedete in marron all'interno era la parte che venne eseguita a metà del 400, demolendo fino all'altezza delle botteghe, che erano piccole botteghe nella piazza medievali, pressappoco all'altezza di 8 metri, rase al suolo tutti i tetti, e creò Domenico da Venezia nel periodo appunto della dominante Repubblica di Venezia, creò la sala della Basilica, luogo dove si trovava il maggior consiglio della città. Successivamente, dopo il 1450 circa, quest'opera stava per essere completata con la carena della nave, ovvero col tetto rovesciato a carena di nave, che tutti ammirano, e fatto appunto a carena di nave con lamiera di rame, che dà il colore caratteristico a questo edificio. A fianco all'edificio si trovava fin da allora la torre Bissara, che è questa qua, mentre il problema si pone verso il secolo fine del 500, primo 500. Il problema di questo edificio è che, essendo la piazza più alta e dall'altra parte invece uno scarto di 2-3 metri nella piazza opposta, quella detta delle Erbe, l'edificio detto di Domenico da Venezia, o comunque la sala grande della città, cominciava a avere dei preoccupanti slittamenti verso il fiume, così che la città corse ai ripari per cercare di trovare una soluzione a questo inconveniente statico. A questo inconveniente statico la città di Vicenza rispose
approvando un progetto di di Formenton, l'architetto o ingegnere più in voga a Vicenza, e il quale produsse un'architettura molto leggera, rinascimentale, ai primi appunto del Cinquecento. Questa architettura a semplice arco a tutto sesto fu cominciata, ma di lì a poco, nel primo decennio del 1500, questa nuova architettura crollò rovinosamente e la città di Vicenza dovette interrogarsi molto a lungo per cercare di trovare una soluzione al problema, così che Palladio, nato nel 1509 abbiamo detto e morto nel 1580, dopo varie proposte, vinse un concorso che fu fatto ad opera del comune, appunto, anche interpellando i più grandi architetti dell'epoca, quali Sansovino, quali il Romano da Mantova, i quali presentarono anche loro delle proposte, ma Palladio, pur non essendo titolato, presentò il progetto e vinse il concorso. La firma, come diciamo oggi, il timbro glielo mise il suo ex o comunque il suo collaboratore, il suo datore di lavoro, il capo bottega che era Pedemuro, la famiglia, il famoso scalpellino Pedemuro del San Biagio, i quali si aggiudicarono l'opera e il progetto, ma l'opera era fatta appunto da Palladio, il quale pensò di cingere tutto l'edificio di opera veneziana, di tempo veneziano, di Domenico da Venezia, con una possente doppio livello di arcate, un ordine e un altro ordine, che abbracciasse sui tre lati l'edificio, che era molto snello, l'edificio precedente, e rischiava di rovinare anche quello. Qui in queste immagini abbiamo aggiunto altri edifici che sono, allora, qui è l'arco dei Zavatteri successivo, che è servito da collegamento con la Torre del Tormento. La Torre del Tormento, che è questa che vi sto facendo vedere in primo piano in questo momento, era la torre dove venivano tradotti i carcerati condannati dopo l'esame del tribunale, che avveniva all'interno di questa sala grande. Questo arco, detto l'arco dei Zavatteri o dei Zavateri, anche quello è postumo, ovvero successivamente al lavoro di posa delle arcate di Palladio nel 1580, poi si fece questa unione tra le logge Palladio e la Torre del Tormento, mentre successivamente, anzi precedentemente, il primo edificio a cui si appoggiò
la basilica era questo edificio detto Domus Comestabilis di epoca trecentesca e precedente. Questa era la cosiddetta corte dei Bissari, mentre successivamente ancora su preesistenze venne creato nella parte dunque questo è il nord, nella parte ovest l'edificio che oggi viene chiamato Palazzo degli Uffici, dove hanno sede gli uffici una parte degli uffici del comune. Di recente è stato completato il restauro dell'edificio, abbastanza discutibile per alcune scelte, ed ora in certe occasioni la terrazza è divenuta percorribile e agibile, con una bellissima vista sulla piazza dei Signori e sul resto della città. Questo è l'orgoglio della città. Ora andremo avanti e faremo delle piccole inserzioni per cercare di capire come cominciò a lavorare Palladio, su cosa dovette impostare il suo lavoro. Va detto che innanzitutto Domenico da Venezia è lui che ha dato le proporzioni a questo edificio, proporzioni che in realtà sono molto semplici, ovvero prese la misura classica dei 4 metri da questo punto a questo e fece delle proporzioni e cominciò a suddividere e a sopportare il suo carico con delle colonne lesene che spartivano l'edificio in vari setti uguali, così che questa primitiva impronta si trova ancora nella parte superiore. Si vedono le lesene fatte da Domenico, che poi saranno fuse o inserite o addossate al lavoro che porterà avanti, progettato dal Palladio, ovvero Palladio è un nome d'arte attribuitogli da Trissino. In realtà lui era figlio di Piero da Venezia, Andrea, figlio di Piero da Venezia, ovvero da Padova, ma le sorti del povero padre di Palladio erano alterne a Venezia e quindi lui da Padova, da Mugnaio, dovette trasferirsi a Vicenza, mandando il suo figliolo a imparare l'arte dello scalpellino dai Pedemuro, cosa che fece, e poi l'allievo superò abbondantemente i maestri. Allora noi ora abbiamo spartito in proporzione l'edificio interno, che contiene la sala grande della città, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parti. Queste 7 parti sono, se controlliamo il lavoro di Palladio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il disegno fatto alla base, quello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parti, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 parti. Lui non fece altro che prendere queste linee maestre, la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con questa in fondo, e con queste prime 8 linee creò questa arcatura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archi centrali, ai quali aggiunse l'ottavo e il nono arco. Fece questo doppio ordine e lo incernierò tutto intorno all'edificio, dandogli una forza e una potenza, una prestanza anche strutturale invidiabile, tant'è che nel 1945, durante un bombardamento, cadde una bomba sul tetto della Basilica Palladiana, ma questa fece gravi danni alla carena, ma l'edificio rimase straordinariamente in piedi e successivamente la carena fu rinnovata, come venne rinnovata in questi anni. Siamo nel 2013, il restauro è finito l'anno scorso, nel 2012. Ecco, cari amici, spero che abbiate gradito questo primo intervento. Ora andiamo avanti nel raccontare e nel farvi vedere come si evolve la piazza. Però prima di chiudere vi farò vedere anche qualche altro edificio famoso di Palladio, così vediamo se riusciamo a aprirlo. Niente, non si apre, ve lo farò vedere in un altro filmato. Grazie se mi avete ascoltato, e dal Production Visual Space Renato De Paolo.